Anche quest'anno sarà possibile usufruire di alcuni benefici fiscali se inquilini di case popolari. Per avere diritto alle detrazioni occorre presentare la dichiarazione dei redditi, il contratto d'affitto e la certificazione rilasciata dall'ATER attestante che l'alloggio abitato sia di tipo sociale. Questo si può fare in tutto il Veneto tranne che a Venezia, perché l'ATER locale non ha ancora rilasciato questa certificazione. Ora il Sunia, che ha già messo in campo battaglie simili a Treviso e a Padova, vuole avere velocemente risposte chiare dall'amministrazione. Io scriverò oggi pomeriggio subito una lettera sia al dirigente del Comune di Venezia e sia al commissario. La CGIL che ho sentito in questo momento, anche lei chiederà questo incontro unitario. Speriamo di riuscire che questo Comune e questo ATER di Venezia sottoscriva questa dichiarazione che gli alloggi sono alloggi sociali, quelli che sono sociali naturalmente. I benefici per le famiglie sono consistenti. Le detrazioni vanno dai 450 ai 900 euro, sconti bloccati dalla burocrazia e dalle lungaggini. Esatto, è per le famiglie in un momento molto difficile a livello economico in questa situazione di povertà che stiamo vivendo in Italia.